Videochiamate al lavoro, a scuola, per un aperitivo in compagnia, Zoom era diventato sinonimo di tutto questo, fino ad entrare nel linguaggio comune. Ma dopo il boom a Wall Street, ora il titolo della società è tornato ai livelli pre-emergenza. Chiara Romanello ci spiega perché. Sono felice finalmente di tornare a incontrare persone, diciamo anche in 3D. Ci vediamo su Zoom. Nel 2020, con il mondo in lockdown, questa era la frase di tutti i giorni e chi non conosceva il programma ha iniziato ad usarlo. Non sono una nativa digitale, come si può vedere. Ho faticato un pochino ad entrare in quest'ottica. Dal lavoro alla scuola, Zoom è stato il salotto virtuale dei grandi annunci ad amici e parenti, il luogo dove sposarsi. È nato lo Zoom bombing, l'intromissione di troll nelle chat, tanto che Treccani l'ha inserito nei neologismi del 2021. E poi le 1000 gaffe con i filtri inceppati nei momenti meno indicati. E ora sembra che Zoom non ci mancherà. Una noia terribile, anche se usate e strausate per i bimbi a scuola, per il lavoro, i team building, ma nulla a che fare con il rapporto umano. Il valore dei titoli è tornato ai livelli pre-pandemia. Il 21 febbraio 2020, giorno del primo caso a Codogno, i titoli della società californiana valevano $97, poi la crescita record a quasi $600 a ottobre 2020 e infine la discesa ai 99 di questi giorni. In occasione della trimestrale, il CDA di Zoom ha comunicato risultati per il quarto trimestre migliori delle attese del mercato, ma ha anche ammesso che la crescita dei 2 anni precedenti sarà difficile da ripetere. L'industria della bellezza e della cura del